Purtroppo questa guerra scatena effetti devastanti. Noi abbiamo stimato che potrebbero esserci circa 60.000 lavoratori che perdono l'occupazione in un anno e quindi non possiamo assolutamente permettercelo, bisogna individuare misure che tengano insieme i lavoratori legati ai posti di lavoro e le imprese che possano continuare a realizzare i propri obiettivi. Da pochissimo eletta segretaria nazionale della CISL, Daniela Fumarola deve già affrontare una crisi importante. A Mestre, al congresso della CISL Venezia, inevitabilmente tiene banco il ciclone che si è abbattuto sulla nostra come sulle altre economie. Quello dei dazi americani è un cataclisma mondiale che non può essere risolto da soli, dice, ma solo attraverso l'Unione Europea. Un'Europa solidale, un'Europa responsabile, un'Europa che individua soluzioni importanti. Bisogna tenere insieme le ragioni del lavoro e quelle dell'impresa, quindi nessun posto di lavoro deve essere messo a rischio, nessuna impresa deve poter perdere la filiera, il proprio lavoro. Michele Zanocco intanto è stato riconfermato segretario generale della CISL di Venezia e lancia un altro allarme. Noi abbiamo un tasso di occupazione molto elevato, abbiamo un invecchiamento della popolazione altrettanto molto rapido che porterà ad uscire dal mercato del lavoro il 30% della popolazione della provincia di Venezia nel corso di pochi anni. Questo ci impone di dover trovare una soluzione per far arrivare nuove persone nel nostro territorio, pena il rischio non solo della crisi della sanità che conosciamo e della scuola, ma anche il rischio dell'industria che può portare ovviamente ad una decadenza dell'economia locale. C'è poi un argomento drammatico che non va dimenticato e che vede particolarmente coinvolti il Veneto e la provincia di Venezia. Stiamo mettendo in campo un 1° maggio sul tema della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro perché pensiamo che anche su questo bisogna assolutamente unire le forze, bisogna continuare a promuovere la cultura della sicurezza e della salute.